Buongiorno a tutti, sono Alberto Bozzo, il direttore commerciale di Vela SPA, la società del Comune che organizza il Salone dell'Alto Artigianato e, come immaginate e saprete, anche i grandi eventi della città di Venezia. È un enorme piacere accogliervi qui oggi in questo panel, in cui passerò e ringrazierò innanzitutto l'assessore Pesce alla sicurezza del Comune di Venezia per la sua presenza. Salone dell'Alto Artigianato alla sua prima edizione, spero l'abbiate già visitato, se non l'avete già visitato spero vi piaccia, 104 eccellenze da tutta Italia, ma soprattutto un panel di artisti artigiani che dimostreranno davanti ai vostri occhi il loro savoir-faire e le loro tecniche. È veramente un piacere ancora accogliervi in questa location meravigliosa, la Culla della Serenissima, l'Arsenale di Venezia. Senza indugio do il benvenuto a questo panel e lascio la parola all'assessore Pesce del Comune di Venezia. Assessore. Buongiorno, benvenuti a Venezia, ma soprattutto benvenuti al Salone dell'Alto Artigianato, un salone che è stato promosso dal Comune di Venezia e fortemente voluto dal nostro sindaco Luigi Brugnaro. Siamo qui oggi nel cuore pulsante della Serenissima, dell'Arsenale di Venezia, dove l'arte navale e marinaria della Serenissima ha avuto le sue origini. Oggi voglio anche ringraziare l'organizzazione perché è stata molto importante. In pochi mesi è riuscita a costruire questa vetrina privilegiata di nostra arte, del nostro artigianato e della storia di Venezia e dell'Italia tutta. Quindi io lascio la parola e ringrazio ancora per essere qui oggi. Buongiorno. Allora, io sono Loredana Flego, sono coordinatrice del progetto PNR Turismo delle Radici. Ringrazio anche io l'organizzazione e anche il Comune di Venezia. Io sono consulente esterna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale proprio per questo progetto e ho ritenuto molto opportuno presenziare proprio in questa location e in questo ambiente e all'interno di questa tematica che è l'alto artigianato italiano, proprio perché il progetto che è in avvio e in implementazione tocca veramente moltissimi aspetti di queste eccellenze che noi in Italia e soprattutto in Veneto abbiamo. Quindi l'alto artigianato che è molto legato alla storia del territorio e anche offre veramente tantissime attrattive culturali e ovviamente anche turistiche per i turisti delle radici che adesso vedremo un pochino in dettaglio. Il turismo delle radici fa parte del progetto PNR e coinvolge praticamente i cosiddetti turisti delle radici, che sono i discendenti di italiani emigrati all'estero e mira proprio alla creazione di quella che è un'offerta proprio nazionale di tour delle radici tramite i diversi coordinatori regionali, enti del terzo settore creati ad hoc per sviluppare questa forma di turismo e anche gli operatori del turismo. È un progetto che procede per fasi, che quindi vedrà una creazione piano piano di un'offerta fatta di diverse componenti di attrattive turistiche scelte e targetizzati per questo target di turisti, dove verranno offerte anche delle esperienze di working holidays, quindi esperienze di apprendimento soprattutto su attività artigianali, proprio perché i discendenti di terza, quarta, quinta generazione hanno dei ricordi anche tante volte non proprio nitidi, quindi anche vaghi, ed è bello proprio farli ripercorrere quelle attività che sono state anche spesso attività lavorative dei propri ovviamente antenati. Sarà realizzata una piattaforma digitale collegata proprio al sito anche dell'Enit www.italia.it, che sarà poi anche il fulcro, il punto di smistamento di richieste che arriveranno dai turisti delle radici, per cui per la creazione di tour personalizzati
quindi on demand, ma anche dei tour predisposti e già predisposti proprio su offerta, quindi realizzando veri e propri pacchetti ricchi di attrattive turistiche per questo target di clientela. Verranno istituite anche delle reti universitarie per il finanziamento di proprio borse di ricerca per il monitoraggio di questo fenomeno. Verranno anche proposti dei diversi servizi singoli o pacchetti anche. Tra i diversi servizi sarà evidenziata anche la proposta della ricerca storico-familiare, la genealogia, quindi l'accompagnamento per l'itinerario dei luoghi di radici dei propri avi. Anche eduturismo, cioè delle attività collegate all'educazione, all'education, ma anche alla conoscenza della cultura italiana, perché molto spesso si possono abbinare dei momenti, delle giornate, quindi di conoscenza del territorio, abbinando parte della giornata alla conoscenza della cultura italiana, della lingua italiana, del dialetto veneto e di diverse altre opportunità di conoscenza che sono molto molto richieste da coloro che sono discendenti proprio di italiani all'estero. Verranno ovviamente offerti anche poi tutti i servizi ovviamente di ricettività, di vitto alloggio, di trasferimenti e così via, in collaborazione proprio con una rete di operatori turistici. Cosa molto importante è il passaporto delle radici, che è in implementazione e in fase di realizzazione. Passaporto delle radici cos'è? È una specie di pass, di loyalty card digitale che darà a chi? Al turista delle radici delle opportunità di agevolazioni, servizi, sconti da parte delle aziende partner. Quindi aziende partner che possono essere ricettività, che possono essere formazione in ambito artigianale, che possono essere anche opportunità per date e anche per coloro che ovviamente esercitano attività artigianali e per tanti altri servizi che vanno anche dalla formazione culturale alla cultura, agli accessi a musei e così via. Saranno anche realizzati degli spazi in cui avranno sede degli enti del terzo settore che verranno resi operativi a breve e che gestiranno queste richieste di servizi da parte di ovviamente discendenti di italiani all'estero. Potranno anche essere messi a disposizione degli spazi già funzionanti e anche posizionati poi in diversi luoghi ovviamente strategici individuati proprio da queste ETS, da questi enti che gestiranno appunto tutti questi servizi. Importante il 2024. 2024 perché? Perché sarà l'anno delle radici italiane nel mondo. Vi sarà una bella campagna di comunicazione sia a livello nazionale che a livello estero. Verranno realizzati degli incontri sui territori italiani proprio per sensibilizzare le comunità locali a questo evento. Verranno coinvolte le comunità italiane all'estero, l'ENIT, le ambasciate, e verranno anche ingaggiate poi degli influencer di origine italiana e dei travel blogger proprio per implementare, per aumentare proprio la visibilità e le potenzialità proprio di questo progetto. E soprattutto anche verranno diciamo implementate diverse attività che coinvolgeranno sia gli operatori attivi e anche degli enti locali, in particolar modo i comuni, con cui si organizzeranno, si programmeranno già da adesso delle attività o delle feste, degli eventi tradizionali a forte carattere identitario. Quindi forte carattere identitario per il 2024, che intendono un pochino ricordare il turismo delle radici, degli eventi che intendono magari toccare quelle che erano le rievocazioni storiche oppure dei momenti di ricordi di emigrazione, tutto ciò che può essere di ricordo al turismo delle radici e possa proprio anche incrementare, implementare il flusso dei turisti delle radici anche in questi eventi. Quindi saranno soprattutto coinvolti gli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, le associazioni regionali anche in Italia per la realizzazione e il supporto di questi eventi e così via. Perché anche e soprattutto siamo qui?
l'arsenale e soprattutto l'artigianato e Venezia, artigianato significa anche trasmissione di antichi mestieri, artigianato significa saper fare. Il saper fare cos'è? È un patrimonio culturale anche immateriale, se vogliamo, e una delle componenti principali proprio dell'offerta per il turismo delle radici è proprio la componente del patrimonio culturale immateriale. E cosa non si può avere di più? Cosa non si può desiderare di più se non il saper fare artigianale proprio veneziano, veneto ed italiano? Proprio le diverse forme proprio di conoscenza, di saper fare artigianale che sono state ereditate dalle generazioni passate, quindi dalle radici, sono proprio un'importante componente, un elemento proprio di quel patrimonio culturale che è ancora vivente e che si basa proprio sul recupero delle tradizioni, sul recupero delle attività artigianali e che valorizza e viene conservato proprio anche tramite proprio questo turismo delle radici. Arsenale di Venezia è una location perfetta perché è luogo proprio, come avete visto, come potrete vedere, di questi stand che rievocano quelli che erano anche gli antichi mestieri, dove c'era il lavoro dei fabbri, dei cordai, carpentieri, architetti, ma soprattutto dove si realizzavano le imbarcazioni che hanno reso proprio grande la Serenissima. Ed è importante citare Venezia perché una delle, come dicevo, delle componenti di questa offerta che è il turismo delle radici ricadrà anche in quei luoghi, in quei patrimoni di antichi mestieri nel Veneto. Cosa sono quei patrimoni che conservano questo saper fare? Sono molto spesso quei musei dei mestieri, in quei musei degli antichi mestieri, quei musei etnografici, quei musei di impresa che noi abbiamo in Veneto e che verranno inclusi in questa offerta per il turismo delle radici, ma che magari è molto importante citarli, ma citare soprattutto quelli, perché ne abbiamo centinaia qui in Veneto, ma abbiamo tantissimi collegamenti di questi musei sparsi in Veneto con Venezia, perché Venezia è stato appunto un po' il fulcro di quello che erano tantissime attività artigianali, soprattutto in epoca della Serenissima, che hanno reso grande la Serenissima anche tramite il lavoro degli artigiani di diverse province del Veneto. Noi abbiamo visto che, noi sappiamo che durante il periodo della Serenissima l'Arsenale era proprio il punto di uno dei più grandi cantieri navali dove venivano costruite le navi, ma grazie anche e soprattutto agli zattieri del Piave, che provenivano dal Cadore e anche dal Montello in grande parte. E abbiamo questo link molto molto importante tra Venezia e il Bellunese. In effetti, proprio nel Bellunese, un altro esempio di museo che conserva gli antichi mestieri e l'arte è il Museo degli Zattieri del Piave, a Codissago e Longarone, proprio nel Bellunese. È proprio dal Bellunese che moltissimi zattieri, quindi anche in questo museo sono conservati veramente esempi sia in documentazione ma anche esempi proprio di piccole costruzioni proprio degli zattieri di un tempo, e che rievoca un po' quella che era l'attività non solo degli zattieri veri e propri, ma proprio tutta la filiera del legno, per cui la raccolta del legno e anche il trasporto del legno proprio dalle zattere, tramite le zattere che poi lungo il Piave arrivavano in laguna, proprio per trasportare quello che era il cosiddetto oro verde, nell'epoca proprio della Serenissima. E non possiamo anche dimenticare, tra l'altro, che è dal Bellunese che derivano, che provenivano anche, proprio anche qui si parla di emigrazione, anche se locale, verso Venezia, quelli che magari erano anche diventati poi quei famosi fabbricanti o comunque i primi costruttori, tra cui la famiglia Casal, che arrivava da lì proprio per la produzione e la costruzione dei primi squari proprio qui a Venezia. Per cui uno degli esempi di antichi mestieri proprio molto collegato a Venezia è proprio quello degli zattieri del Piave. E noi abbiamo a Venezia anche Calle dei Fabbri, perché Venezia proprio nell'epoca della Serenissima
e con la Serenissima e grazie alla Repubblica della Serenissima vennero costituite diverse corporazioni di artigiani, ed è stato il momento proprio quello della Serenissima in cui vi è stato il maggior numero di corporazioni, dalle 100 alle 150 fino ovviamente alla fine della Serenissima, che incorporavano questi grandissimi mestieri, e Venezia li ricorda tramite i suoi calli, le sue calli, i suoi campielli. Noi abbiamo Calle dei Fabbri, Calle dei Botteri, del Spezier e così via. Per cui è veramente un piccolo gioiellino Venezia, che mira anche in questi luoghi a ricordare quelle che erano le attività realizzate dagli artigiani. Artigiani che erano, e che sono anche qui, che vengono anche ricordati in altri musei, anche del Bellunese, nella Val di Zoldo, anche questa terra di emigrazione dove a Venezia, tramite le zattere, non arrivavano solamente appunto il trasporto delle legname, ma anche quelle componenti di ferro e di chiodi che poi servivano alla costruzione di ovviamente navi, ma anche di palazzi, di fondamenta e così via. Quindi anche in questa terra, che è la Val di Zoldo, che è molto importante, ha molto rilievo, ha molta importanza nell'epoca della prima grande emigrazione, abbiamo i cosiddetti delle raffigurazioni, delle rappresentanze dei cosiddetti ciodarioli, che erano proprio quelli che realizzavano veramente tantissime i chiodi, ma anche tantissimi oggetti proprio del ferro e del chiodo, ecco. Abbiamo l'arte orafa veneziana, che ha una storia millenaria, orafi veneziani collegati anche alla gioielleria, perché e anche all'arte orafa, come abbiamo a Venezia grandissimi artigiani orafi, abbiamo anche al Museo del Gioiello di Vicenza, che è uno dei tanti musei che raggruppano quelli che erano un po' gli antichi mestieri, ma anche esempi di quella che è veramente l'arte orafa e gioielliera. Il Museo del Gioiello a Vicenza è il primo museo proprio in Europa che viene dedicato esclusivamente all'arte orafa e gioielliera. Anche qui Serenissima e Repubblica Serenissima, importantissima, perché noi ad esempio abbiamo i cosiddetti moretti veneziani, che proprio nell'ambito della Serenissima, nei momenti della Repubblica, cosa rappresentavano? Anche qui rappresentavano la supremazia, un po' il grande valore della Serenissima verso il Mediterraneo, per cui anche gli oggetti degli artigiani avevano un valore storico, un valore veramente significativo in quell'epoca della grande Serenissima. Abbiamo l'arte del tessile, abbiamo veramente grandissimi artigiani negli stand, Longhi, ma anche altri veramente grandi artigiani nella sartoria, nei costumi veneziani, nei costumi classici, che fanno veramente evidenziare quella che è la manualità artistica e evidenzia un po' come sono stati e come sono nati i primi tessuti pregiati prodotti a Venezia, fatti di seta e arricchiti soprattutto con i preziosi filati d'oro e d'argento di una volta. Noi sicuramente abbiamo a Venezia il centro studi di storia del tessuto, del costume, del profumo a Palazzo Mocenigo, ma la seta sicuramente, parlando quindi di tessuti, si collega anche ad altri musei di arti e mestieri, musei di impresa, musei etnografici. Primo tra tutti, sempre in provincia di Venezia, è il Museo della Filanda Romanin-Yacour. È uno dei grandi esempi di prima fabbrica della filanda, molto molto belli, che erano stati voluti tra l'altro nel 1870-1873 proprio dal senatore Romanin-Yacour, tra l'altro anche col supporto del futuro Papa X. Ed è stato veramente il primo esempio di filanda in cui della prima fabbrica della seta, dove ancora si può rivivere un pochino quella che è stata la storia della coltivazione della seta, della lavorazione della seta, e soprattutto una cosa molto molto importante è che in quel periodo e anche proprio tramite la filanda si è data veramente molta
importanza, molto rilievo alla figura della donna nel lavoro, perché pensate che in quel periodo la Filanda dava lavoro a 250 persone, sulle 150 solo 3 erano uomini, il resto erano donne, per cui veramente una bellissima arte che veniva offerta dal popolo femminile e quindi valorizzava veramente quello che era il savoir-faire proprio della donna. Seta. Parliamo anche del Museo del Bacco da Seta di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Anche qui abbiamo veramente un bellissimo museo. Diciamo che nel periodo appunto ottocentesco, ma anche in altri periodi, quel periodo, quell'area, soprattutto di Vittorio Veneto e dintorni, era proprio dedicata alla coltivazione del bacco da seta e anche lì praticamente si è dato molto rilievo al lavoro anche lì della donna, perché era un'arte, la lavorazione della seta, proprio pensata per il popolo femminile. Museo del Merletto, Burano, Venezia. Allora, Venezia non ha avuto un grandissimo flusso di emigrazione come le altre province. Merita però di essere citato il Museo del Merletto. Ma perché? Perché sempre per ricordare la Serenissima, sempre per ricordare quelli che erano i territori della Serenissima, in particolar modo tutta la parte del Montenegro, Perasto, dove ci sono diverse comunità italiane che ricordano. Noi non abbiamo magari esportato immigrazione da Burano, abbiamo esportato quello che è il Merletto, perché lì recentemente hanno aperto e grazie proprio anche un po' a determinati progetti formativi realizzati a Venezia e grazie anche alle istituzioni veneziane, hanno praticamente cercato di rievocare e riportare un pochino in moto quello che era il grande savoir-faire artigianale del Merletto. E non possiamo dimenticare il Museo dello Scarpone e della Calzatura, rimanendo nel tessile, che è quello di Montebelluna, che ha dato poi vita a quello che era uno dei più grandi distretti industriali che era dello Sport System e che già nei primi del 1800, nel 1808, c'erano già i primi 10 calzolai proprio censiti che risultavano pagare le tasse e risultavano essere proprio i primi calzolai che poi hanno dato vita a questo bellissimo distretto industriale che era Sport System. Da non dimenticare il Museo della Calzatura, rimanendo quindi seguendo questo link del tessile, che è quello di Stra, di Villa Foscarini Rossi. Bellissima questa storia, perché Stra, dovuta un po' un territorio che ha vissuto una crisi agraria e che però ha visto nella storia un grande personaggio che era Luigi Voltan, che proprio da Stra voleva inseguire un po' il sogno americano e nel 1800, diciamo dovrebbe essere nel 1885, quindi alla fine del 1800, emigrò, andò a Boston, seguendo il suo sogno americano. Cosa fece? Andò a lavorare in una fabbrica che era la fabbrica calzaturiera Boston. Vide un po' com'era la produzione meccanizzata, ritornò con questo know-how e qui poi a Stra iniziò ad aprire quelli che sono stati i primi calzaturifici e poi a mano si è creato tutto questo legame e il Museo della Calzatura poi ospita dei bellissimi esemplari di calzature femminili di lusso e anche tutta una storia veramente molto molto bella del mondo del tessile e della calzatura. Il Museo del Vetro di Murano non ha bisogno di raccontare la storia, volevo solo però collegarmi al Museo dell'Occhiale, perché anche qui c'è un bel link col Museo dell'Occhiale e il Museo del Vetro di Murano, o meglio delle vetrerie. Il Museo dell'Occhiale, che si trova a Pieve di Cadore, è un altro esempio del savoir-faire del popolo bellunese. È nato lì, però dobbiamo ricordare che prima di questa imprenditorialità, di questo valore imprenditoriale di alcuni esponenti appunto bellunesi, si fabbricavano gli occhiali dove? Nelle vetrerie veneziane, per cui molto molto importante è stato diciamo tutta l'area del bellunese, Pieve di Cadore e soprattutto
grandi personaggi tipo Angelo Frescura, che ha dato via proprio al primo laboratorio di produzione dell'occhiale, ma anche qui tutto quella che era la prima produzione dell'occhiale proprio veniva proprio realizzato nelle vetrerie. E per arrivare però un po' alla lavorazione del legno e dell'arredo, noi abbiamo un po' il Museo Civico dell'Artigianato del Legno a Verona, Cerea, anche qui in epoca di prima emigrazione e anche poi nelle secondi fasi, nelle prime del Novecento, tutta la zona del Basso Veronese era molto molto forte nella produzione e nella lavorazione del legno soprattutto. Una produzione del legno che poi ha dato via anche all'implementazione di grandi mobilifici, ma anche punti di produzione proprio del legno, come pure anche grande espressione, emblema proprio della lavorazione dell'artigianato, il Museo della Civiltà Contadina e dell'Artigianato dell'Alto Livenza, quindi altra area, l'Alto Livenza, dove è molto molto forte questo momento di conoscenza di quelle che erano le attività dell'artigianato e che poi hanno anche dato vita a grandissimi esempi di patrimoni culturali immateriali che troviamo negli eventi tradizionali, tipo l'Alto Artigianato in Veneto e così via. Non possiamo dimenticare la ceramica, altra manualità, esempio di manualità artigianale e artistica veneta soprattutto. Noi abbiamo Nove, che è un po' la capitale della ceramica, Museo della Ceramica, e dove appunto si può rivivere un pochino quello che era la storia della ceramica, della lavorazione, degli esempi. Offre anche un museo poi diffuso ed esterno. Possiamo ammirare quello che è Venezia con l'arte degli scalpellini, quindi rimaniamo sempre nella lavorazione in quello che era della pietra. Col museo, uno degli esempi è proprio il Museo della Pietra e degli Scalpellini a Castellavazzo di Belluno, ma anche a Cesio Maggiore, dove c'è un bellissimo museo all'aperto. A me piace anche fare un po' riferimento a quelle che sono magari le province che magari sono meno conosciute per tante attività artistiche e ricordare anche quello che è un altro museo di artigianalità, perché hanno delle storie molto belle e questa è molto molto carina. Ha esportato il divertimento anche. È il Museo Storico della Giostra dello Spettacolo Popolare ed è a Bergantino in provincia di Rovigo. Proprio qui pensate che Bergantino, anche qui zona comunque sapete il Basso Polesine è stata un'area, un territorio di popoli di grande emigrazione, perché Basso Polesine non significa terra un po' paludosa, quindi anche con le inondazioni hanno avuto parecchia crisi di diverso tipo, per cui c'è stata un'emigrazione sia verso l'estero, anche interna, poi verso l'Agropontino, ma anche verso il Piemonte e altre regioni. Però ci sono stati dei piccoli geni di Bergantino che hanno anche permesso che questa emigrazione si bloccasse grazie al valore dell'imprenditoria e dell'imprenditorialità di qualche esempio. C'erano due giovani, due costruttori, due tecnici, due meccanici di biciclette che erano Favalli e un collega praticamente suo, che vedendo un po', credo nel Mantovano, dei primi esempi di giostre meccanicizzate, hanno voluto immettersi, hanno voluto creare una propria attività e hanno costruito quella che è il primo autoscontro meccanizzato, quindi un piccolo elemento di quello che era la giostra. Da lì, piano piano, hanno dato anche questa voglia di imprenditoria alla gente di Bergantino. Cosa ha fatto? Ha permesso che si costruisse un lavoro, quindi un grandissimo valore del popolo di Bergantino, questo savoir-faire imprenditoriale che ha permesso anche diciamo, la creazione di diverse attività di costruzioni di giostra e di altre attività connesse che oggi permettono a 70 aziende di questo settore di esportare giostre e prodotti del divertimento.
Museo storico della giostra e dello spettacolo popolare è molto bello perché non mette solo in risalto degli esempi appunto degli elementi della giostra, ma anche diciamo di quelli che erano gli spettacoli all'interno, quindi spettacoli di diversi attori, di diverse, non marionette ma cose similari, insomma elementi similari proprio all'interno di questo museo. E quindi abbiamo tantissime di queste attrattive artigianali, attrattive storiche. Io spero tra l'altro, perché anche il Salone dell'Alto Artigianato è un'attrattiva, è un evento e sarebbe proprio perfetto, molto bello, anche col supporto, ma sicuramente anche questo potrà essere, anzi secondo me è veramente uno degli eventi da poter inserire in percorsi di pacchetti del turismo delle radici. Perché no? Far visitare in un colpo solo, in pochissimi giorni, ai turisti delle radici centinaia di stand, farli rivivere la storia dell'artigianalità, ed ecco il motivo per cui per me è sembrata molto ottima l'idea di essere qui, perché sicuramente verrà valorizzato, almeno da parte mia sicuramente, per il mondo comunale e regionale soprattutto, questa meraviglia proprio di esempio di stand, di salone, ecco, che c'è qui, perché ha tutte le caratteristiche di essere inserito in questo bellissimo prodotto che è il turismo delle radici. Quindi io vi ringrazio tantissimo, ringrazio l'assessore alla sicurezza, ringrazio l'organizzazione e soprattutto anche Marta, tutti i collaboratori di Vela, veramente molto bravi anche nella velocità, nel poco tempo, bravissimi, perché anche qui significa saper veramente lavorare molto molto bene, è stato apprezzato.